Benvenuti all'edicola del 13 luglio, partendo dalla provincia di Padova. Regolarmente con il mattino vediamo case, mercato in frenata. Volano i prezzi e i mutui. L'osservatorio Nomisma registra a Padova una netta flessione nei primi 6 mesi di quest'anno. In crescita i costi delle abitazioni nuove, salgono anche gli affitti. Uffici in ripresa. Accusato di 7 violenze, ventenne verso il processo. Il maniaco della stazione se ne parlò. Poi a Cadone uccise la moglie a coltellate, confermato l'ergastolo. C'è un caso qui a Teolo, contagiato dalla dengue in ferie, disinfestazione al via a Teolo proprio in tutta il centro, e i sindaci leghisti sui migranti. Già ci sono i primi scontri, l'accoglienza diffusa non si fa. Andiamo a vedere il Gazzettino. Profughi, la scelta della Lega, Conte presidente ANCI Veneto al fianco di Zaia, o gestire il problema o subirlo. Se ne parlò, insomma, abbiamo visto anche l'intervista di Zaia ieri. I sindaci non possono fare finta di nulla. Arrivi il prefetto di Bari, forse meno di 4.000. Andiamo a vedere anche sotto Angelica, nella fotonotizia, mossa della difesa chiederà la perizia psichiatrica. Pizzo ai ristoratori, i tentacoli della mafia a Belluno, c'è stato un arresto, blitz dell'arma, in carcere Matteo Pandolfo perché era in Veneto. Ci si chiede, perché era in Veneto? Qualcuno risponderà. E Meloni che gela la russa, sto con chi denuncia. Sul Corriere del Veneto invece, profughi, primi no dai sindaci, comuni leghisti freddi sul piano di accoglienza diffusa di Regione e ANCI, non ci sono i posti e quindi bisognerà rivedere anche questa cosa. Il governo promette troppi, 4.000 in Veneto, ne manderemo meno. E nella fotonotizia c'è un vecchio caro amico, Moreno Morello, che il 7 di luglio ha compiuto 50 anni, inseguo truffe e corro sempre, mi sono sposato in segreto. Grande Moreno, veramente tanti auguri. Schianto fatale a oltre 150 all'ora. Questo è un argomento che troveremo, questo incidente viene riportato anche da altri giornali. Andiamo a vedere anche la pagina padovana di Notizie Plus. Piazza Savelli, inizia la depavimentazione. Poi insomma, sono dei lavori per parecchie centinaia di migliaia di euro da fare, e questo tipo che si è messo a insultare i carabinieri mentre facevano i soliti controlli. A un certo punto i carabinieri si sono stufati e l'hanno denunciato. Bene, è tutto anche per la pagina di Padova.